Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile, ambiente, difesa idrogeologica e clima del Veneto. Un'occasione quella di oggi di essere qui in occasione della giornata mondiale dell'acqua per creare maggior consapevolezza nei cittadini e in tutti gli stakeholders sull'importanza che ha l'acqua e soprattutto quello che stiamo vivendo in questo periodo di grandi cambiamenti climatici che sono oggettivi. Noi come Regione abbiamo registrato un incremento della temperatura media in Veneto di 1,5 gradi negli ultimi 30 anni, 0,57 gradi negli ultimi 10 anni e questo comporta un intensificarsi di fenomeni estremi. Si passa da periodi di grande siccità a periodi in cui ci sono precipitazioni molto intense e di conseguenza bisogna essere attrezzati a fronteggiare questa situazione che è una vera e propria emergenza. Da un lato con delle azioni di mitigazione sulle quali stiamo lavorando attraverso tutta una serie di pianificazioni all'interno della Regione, per esempio cito il nuovo piano energetico che stiamo per approvare, dall'altra sull'adattamento ai cambiamenti climatici con anche lì tutta una serie di azioni che abbiamo messo in campo già da tempo e che stanno dando dei risultati. Cito ad esempio il piano di cui ci siamo dotati per il dissesto idrogeologico. Abbiamo attivato un piano insieme all'Università di Padova di oltre 3 miliardi di euro di opere pubbliche, ne abbiamo già messe a terra più della metà, bacini di laminazione, consolidamenti arginali, briglie, insomma tutta una serie di opere che hanno già dato i loro frutti. E questo sta a significare che di fronte a una situazione emergenziale di cambiamento climatico è necessario intervenire rapidamente con risorse importanti. Noi stiamo cercando di farlo e i risultati ci hanno dato ragione, basta vedere quello che è accaduto poco tempo fa a Vicenza, dove il Bacchiglione non è esondato grazie all'attivazione di 2 bacini di laminazione. Siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora molto da fare perché il tema è particolarmente complesso e complicato. Grazie a tutte le azioni che mettiamo in campo noi crediamo che si possa andare nella direzione di ridurre gli effetti di quello che sta accadendo. Ormai sempre più spesso l'acqua o è troppa o è troppo poca e quindi nel momento in cui è troppo poca va preservata. Se noi pensiamo che anche per quanto riguarda il servizio idrico integrato, pensiamo alle perdite che ci sono negli acquedotti, oppure colpiva prima un intervento in cui veniva evidenziato che anche nelle aree di montagna il gestore che si occupa della montagna aveva problemi di siccità l'anno scorso, fa capire che per esempio la tematica delle interconnessioni tra gli acquedotti diventa assolutamente importante e sempre più pressante da attivare. Serve quindi una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e serve una sempre maggiore consapevolezza anche da parte dei pubblici amministratori.